Ritornati in diretta, adesso abbiamo parlato di alcune telefonate interessanti. Vi faccio sentire una telefonata e la divido in 2 o 3 parti. È stata una telefonata lunghissima, preziosissima, di un nostro amico Ciro Di Mari, che è, e adesso non voglio sbagliare assolutamente il titolo, è traduttore accreditato al consolato di Mosca per l'Italia, quindi persona che ha il polso della situazione, e appunto sentiamo da lui com'è la situazione a Mosca, quali restrizioni ci sono. Ascoltiamo. Hanno stabilito delle misure molto severe, nessuno può entrare in città con i mezzi pubblici, autobus bloccati, negozi chiusi dappertutto, d'accordo, solo i generi alimentari, le farmacie. Ma questo in tutta la Russia o solo nella vostra zona? No, in tutta la Russia, sì. Il discorso comunque è grave a Mosca. In Russia ufficialmente adesso ci sono 2350 infetti. Sì. E l'80% di questi sono a Mosca. Anche da voi c'è sì. No, ti volevo chiedere, anche da voi c'è il discorso che sono infetti più le persone anziane? No, purtroppo no, sì, va bene, la maggior parte senz'altro. La cosa nuova è che ci sono degli infetti tra i 18 e i 60 anni. Quindi questa storia delle immunodeficienze come organismi deboli non è, cioè è vera senz'altro, ma non è la sola cosa che... Diciamo che i soggetti a rischio aumentano, ecco, non sono più solo gli anziani. Allora, le disposizioni ufficiali sono queste: quarantena assoluta per le persone superiori a 65 anni. Però ecco, diciamo che la nostra zona ufficialmente, ma se ci fosse qualcosa non potrebbero nasconderlo. Non siamo ai tempi, sì. Non siamo ai tempi dell'Unione Sovietica. Oggi con internet si verrebbe a sapere subito. Però dal nostro osservatorio italiano sembrava che avessero sottovalutato il rischio. Certo che l'hanno sottovalutato. Allora, ci sono 2 momenti. Un primo momento, la Russia è stato il paese che ha attuato per primo le misure di precauzione. Ha chiuso le frontiere con la Cina e bloccato tutti i voli. Le frontiere con la Cina, come senz'altro saprai, sono 4.500 chilometri, anche se la maggior parte di queste frontiere sono lacustri o fiumi. Quindi disposizioni tempestive ci sono state. Il problema è che non hanno valutato in maniera adeguata i rischi di sviluppo. Hanno cominciato ad adottare misure severe quando si sono accorti che le infezioni aumentavano al ritmo del 30% al giorno. Ripeto, la situazione non è drammatica come in Italia. Temo che però possa sfuggire di mano. Ma gli ospedali sono attrezzati? Ti spiego brevemente. Allora, Rostov è la città più grande della regione di Rostov, è il capoluogo. La città dove abito io è la seconda per popolazione. Diciamo che gli ospedali regionali sono abbastanza attrezzati. Quelli provinciali, ahimè, temo di no. Anche se dicono che in tutta la Russia ci sono circa 7.000 come si chiamano, respiratori artificiali per la ventilazione, Allora, un fattore che contribuisce senz'altro alla minore diffusione del virus è il fatto che
ad eccezione di Mosca e San Pietroburgo, la densità di popolazione in Russia, ad eccezione di Mosca e San Pietroburgo, è molto bassa, 8 per chilometro quadrato, 8 abitanti, mentre in Italia è di circa 200, e quindi tra una città e l'altra la Russia ha questa caratteristica, ci sono non meno di 60-70 chilometri. Ecco. Il problema grosso è Mosca e San Pietroburgo. Mosca fa ufficialmente 12 milioni di abitanti, ma raggiunge i 20 milioni con quelli che vengono quotidianamente a lavorare. Lì il problema di contenimento sarà veramente difficile. San Pietroburgo è un pochettino più piccola, ma anche lei presenta gli stessi problemi. Si può muovere liberamente la gente o c'è l'esercito che ha presidiato il tutto? C'è l'invito per i 65enni a non muoversi assolutamente. C'è l'invito fatto da ieri, anzi l'ordine di non uscire assolutamente di casa se non per lavorare, chi deve andare assolutamente a lavorare, o per comprare generi alimentari o farmaci. Il problema grosso è che fino a 3 giorni fa i moscoviti hanno preso sotto gamba la cosa. È stata dal primo aprile, dal 30 marzo è stato dichiarato stato di isolamento totale. I moscoviti cosa hanno fatto? Hanno preso questa ordinanza come un supplemento di ferie e sono andati tutti a fare il picnic, i famosi shashlikì, gli spiedini di carne. Beh, anche noi in Italia abbiamo fatto la stessa cosa il 7 di marzo. Non è ecco, ascolta, volevo appunto dire questo. In Russia sta succedendo adesso quello che in Italia è successo 3 settimane, un mese fa, no? Non assolutamente, cioè i russi ci amano perché siamo anarchici come loro. È vero. Ma ti faccio l'ultima domanda: come vedono la situazione italiana i russi e come la vedi tu dal tuo punto di vista, dal tuo punto di osservazione? Guarda, i russi ci amano molto, loro sono veramente, veramente dispiaciuti. Purtroppo tu non conosci il russo, quindi non puoi accedere alle pagine in cui parlano di questo, ma credimi, sono quotidiani gli auguri, gli inviti a tenere duro e le manifestazioni di affetto sono enormi, sono dispiaciute. Quello che ha fatto un po' impressione è stato l'articolo di quel famigerato giornalista della Stampa, Jacopo Iacoboni. Da fonti ben informate a lui risultava che l'80% delle attrezzature arrivate in Russia sono inutili o obsolete e che comunque non bisognava assolutamente permettere l'accesso ai militari russi in quanto non appartenenti al blocco NATO, che praticamente sosteneva che ci sono degli spioni. Questo articolo fa il paio con un articolo apparso un tantino prima, penso una decina di giorni fa, in cui sempre la Stampa sosteneva che, secondo la rappresentante di un sindacato di medici, il numero di infetti non è assolutamente veritiero ed è sensibilmente superiore e che loro non sono pronti a questa emergenza. Sì. Ora il problema è questo, te lo spiego brevemente, perché conosco a fondo anche la piccola opposizione politica russa. Da noi ci sono alcuni esponenti politici che hanno lo 0,7%, tipo Navalny e gli amici della Zafesova, quella giornalista russa che scrive per la Stampa. Sono degli sciacalli, nei momenti in cui bisognerebbe essere tutti uniti invece diffondono false informazioni. Appunto per questo ieri è stato emanato un decreto
in cui si punisce gravemente in Russia la diffusione di notizie false o tendenziose. Ecco. È una limitazione alla libertà, per l'amor di Dio, ma tu sai che quando ci sono le emergenze, privarsi di un tantino di libertà in cambio della vita o della salute è questo. La cosa impressionante invece è un'altra. 3 giorni fa a Mosca c'è un ospedale che si chiama Kommunarka ed è l'ospedale più attrezzato e all'avanguardia nella cura di questo virus. 3 giorni fa Putin ha visitato questo centro, un bel po' di propaganda, culto della personalità, eccetera, eccetera. Sono stati diffusi tutti i video in cui si vede Putin che indossa tute astronautiche all'avanguardia, stringe la mano al primario. Ieri, notizia, il primario è infetto da coronavirus. Ma anche da noi succede, anche da noi ieri hanno inaugurato quell'ospedale improvvisato alla Fiera di Milano e c'è stato un assembramento di qualche centinaio di persone. Tra l'altro qua da noi criticano gli assembramenti. Sì, ho letto. Vabbè. Ma comunque, allora, ricapitolando, la situazione per adesso è sotto controllo. Non si prevede una diffusione come in Italia, appunto per i motivi che ho appena accennato, a cui ho appena accennato. Adesso, diciamo, da ieri e dall'altro ieri i russi stanno prendendo la cosa sul serio.